La squadra più vincente d'Italia, il Borzoli di Valmati, è di scena al CIGE di Begato per centrare la 16ª vittoria consecutiva su 16 giornate di campionato. Gara ospita quella contro un Atletico che chiude gli spazi, si abbottona per impedire la manovra alla capolista, cosa che riesce dal 10° in poi però, perché prima un rigore reclamato da Colella al secondo minuto per tocco di mano in aria, poi un tiro dello stesso capocannoniere del campionato e una conclusione anche di Bertulla che termina a lato. Il destro di Ventura completa le immagini di una prima frazione avara di emozioni. La prima della ripresa arriva già al secondo quando l'1-0 ospite viene annullato per una posizione irregolare di Michele Colella, palla inattiva, arma in più dell'11 di Valmati. Al 12° Bertulla da destra e tocco di Lerini quasi impercettibile che però vale l'1-0 sofferto dei gialloblu oggi in maglia bianca. La rete non apre la partita, la gara mantiene lo stesso trend e anche lo stesso risultato perché Launi al 24° dice di no a Scalzi con una doppia parata. Il Borzoli la chiude al 37°, non sarebbe domenica senza la rete di Michele Colella. Proteste furiose dei padroni di casa per una posizione irregolare del numero 9, la rete però va in archivio come in archivio il secondo 2-0 consecutivo del Borzoli, 16ª vittoria di fila. La fuga dei gialloblu continua, il Sanci del pomeriggio vince, il vantaggio rimane +5 sulla seconda.